La partenza della prima tappa della Muggia Portorose Muggia ha dato il via ufficialmente alla settimana del Trofeo Internazionale dei Tre Golfi, organizzato dal Circolo della Vela di Muggia. Il prossimo weekend la Muggia per due, fa parte del circuito solo due, e la domenica con la Coppa Primavera. La regata è giunta alla 49esima edizione, la settimana ha compiuto 21 anni, un appuntamento che è ormai una tradizione. Una settimana che fa parte della tradizione velica dell'Alto Adriatico. E come si fa? Con la passione, la resilienza, con l'innovazione, con qualche idea. Rispetto agli anni precedenti, quest'anno scatta prima la regata. Sono 65 le imbarcazioni iscritte, 39 delle quali concluderanno la prima prova a Portorose. Tutti gli equipaggi, anche quelli iscritti alla Formula Hybrid, svolgeranno la seconda prova con arrivo domenica 15 davanti al circolo. C'è tantissimo staff dietro, tanto lavoro, si parte a lavorare all'inizio dell'anno con le domande di autorizzazione, bisogna chiedere alla capitaneria, per i campi di regata, bisogna contattare tutti i soci, collaboratori che poi organizzeranno gli eventi a terra, in mare, quindi è veramente molto impegnativo. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che collaborano con noi e io credo che ci aggireremo attorno a un'ottantina di persone. C'è una novità sostanziale, ovvero l'apertura alla categoria Orc. Abbiamo raccolto un buon numero di iscrizioni e adesso vedremo se con questi certificati che vanno a dare un compenso ad ogni barca, facendo sì che nella classifica generale poi la barca più grande possa effettivamente competere con la più piccola, che in tempo reale ovviamente vincerà la grande, e vedremo se poi funzionerà e se gli armatori saranno soddisfatti. Al di là delle classifiche, la Muggia Portorose Muggia e l'intera settimana sono momenti di sport e di impegno che mettono assieme sportivi di tutte le età. Queste sono manifestazioni che si portano avanti nella vela d'altura e coinvolgono un gran numero di persone, di amatori della vela e del mare, ma siamo un bellissimo esempio, credo, per i ragazzi più giovani. Insomma, 2 fine settimana intensi, colorati, allegri, come solo lo sport praticato con convinzione sa essere. Un ringraziamento va sicuramente al supporto continuativo nel corso del tempo che riceviamo anche dalle istituzioni, dal Comune di Muggia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e anche dalla collaborazione con altre realtà associative della nostra città, come la Società Nautica Pullino e il Gruppo Pesca Sportivo Marinaresca, che avranno anche le loro competizioni nell'arco di questi weekend.